Lepanto, la battaglia che cambiò la storia d'Europa. E allora eccoci qua, tornati in studio, iniziamo allora ad affrontare un'altra ricorrenza, ma questa volta dedichiamo un po' più di tempo perché è una ricorrenza importante, forse anche questa è una storia poco raccontata, Cacciavillani, è così? Cosa dici? Si conosce poco? Purtroppo, come molta parte della storia della Repubblica Venezia, quale è calato veramente una congiura di silenzio. Non parliamo di un aspetto che mi tocca particolarmente, la storia del diritto veneziano, che è un monumento incomparabile, assolutamente ignoto. Dobbiamo pensare che una buona parte del nostro ordinamento attuale è l'ordinamento della Serenissima, solo con cambio di nomi. Dovete pensare, giusto per avvicinarsi a Lepanto, non so, tutta l'attuale legislazione in materia di bonifica agraria è la trascrizione letterale di una legge del 1545 dei produttori beni inculti. Vabbè, comunque, Lepanto, 7 ottobre 1571. Dobbiamo, giusto per inquadrarlo, fare un po' di scenario. Certo, spieghiamo qual era la situazione e come si arriva a Lepanto. Nel 71, dopo che era morto Carlo V, l'imperatore sul cui impero non tramontava mai il sole, che pure era stato sconfitto dai turchi nel 1535, non era riuscito a liberare l'Africa del Nord, insomma praticamente avevano il sultano era in un momento di particolare fortuna e aveva vinto sempre. E sembrava che fosse imbattibile. Una cosa che io mi sono fatto, su Lepanto mi sono cimentato. Beh, insomma, ci ha scritto dei libri, ne ha uno appoggiato sulle ginocchia. Non sono riuscito a fare la terza edizione del libro di Lepanto perché l'editore ha detto che si è rotto la macchina, va bene, pazienza. Comunque doveva uscire oggi, uscirà la settimana avventura, la terza edizione di Lepanto. Ora, siamo, ripeto, in un momento di particolare fortuna per le armi turche e nasce adesso, proprio a metà del 5, l'idea del califato universale. A un certo punto il profeta aveva sognato tutto il mondo islamico, eccetera. Dopo una serie di vittorie, avevano certamente la flotta più potente dell'epoca, e dicevano: signori, facciamo un colpo, l'ultimo colpo, conquistiamo l'Occidente col califato universale. Controllavano il Mediterraneo? Praticamente tutto. Con una clausola specifica: dovete conquistare Roma, ma guai toccare una pietra della Basilica di San Pietro, perché quella deve diventare la grande moschea del mondo intero, con la mezzaluna sopra. Quindi un discorso molto preciso e molto chiaro. Con una flotta, ecco, le due flotte sulle 120 navi da guerra da ambo le parti. La flotta turca era fortissima negli arrembaggi. Quando aveva agganciato una nave nemica era sua, mentre la flotta cristiana, che era composta dall'armata veneziana. Aspetti, guardi, abbiamo i volti dei comandanti della flotta cristiana. Iniziamo da Don Andrea. Gian Andrea. No, eccoli qua, vediamo se riesco se la regia. Abbiamo Don Giovanni d'Austria. Comandante in capo. Questo qui giovanissimo, no? È arrivato a Lepanto che aveva quanti anni? Sì, sui 23-24 anni. Esattamente. Poi c'era Marco Antonio Colonna,
Ma, sì, con le poche dello navi Stato Pontificio, eccolo qui, del Papa. E poi c'era Sebastiano Venier della Repubblica di Venezia. Venier con Don Giovanni non andava d'accordo? Qui c'è stato un episodio, la sera prima, il 5, il 5 hanno fatto il consiglio di guerra, di attaccare, perché il punto è, noi eravamo partiti la flotta, le 4 flotte francese, spagnola, genovese, veneziana e papale, diciamo, quello del si erano riunite, e l'idea era di affrontare a Lepanto, perché Lepanto era stata una fortezza cristiana veneziana, l'abbiamo persa nella guerra del 1499, ma i 2 forti che erano all'ingresso della baia erano di costruzione veneziana, erano potenti. Quindi la flotta, si sapeva perfettamente che la flotta turca era dentro la baia di Lepanto, ma come si fa a entrare a Lepanto con i 2? Quindi la grande sorpresa di quel 6 ottobre è stato che quando si sono avvicinati alla costa hanno visto la flotta turca che si stava schierando fuori della baia, ed era quasi un ordine del sultano. Erano talmente convinti di una netta superiorità, per cui insomma dai, senza che aspettiamo che vengano dentro, andiamo fuori e li facciamo fuori con molta facilità. E quindi uno schieramento di navi potentissimo, tutte le navi, sia cristiane sia turche, erano spinte con i giaboremi. Noi avevamo quasi tutte navi, la gran parte navi mono o biremi. Avevamo noi veneziani anche numerose triremi, quindi con remi lunghi, con velocità e con una stazza molto avanzata. Un discorso. Volevo far intervenire anche immagino che i dati e dopo metterli in moto. Praticamente la flotta turca era fortissima in arrembaggi, corpo a corpo, nelle tolde delle navi, mentre la flotta veneziana era nettamente superiore in fatto di artiglieria. E qui c'è un punto straordinario, spero che nelle carte emerga chiaramente. Noi avevamo 6 galeazze, è stata l'arma segreta di Lepanto, perché sono i primi esempi nella storia di cannoni di fiancata. I cannoni erano 3 di popa e 2 di prua. Cacciavillani, lei anticipa alcune cose, ma noi abbiamo anche le immagini delle galeazze, così le facciamo vedere qualche modellino. La novità era che il turco non sapeva di questa innovazione. Eccole qua che le vediamo, no? Sono dei modellini, ma vediamo appunto che i cannoni sulle fiancate sono la novità. La novità assoluta. Erano coperti che non si potevano vedere e furono costruite in due fabbriche di Ventura, a Oriago e a Fusina, perché non le facevano in arsenale per paura che le spie turche avvertissero di questa novità assoluta. Allora volevo far intervenire anche il professor Casen, perché noi arriviamo alla battaglia di Lepanto dopo o durante comunque l'assedio di Famagosta, di Cipro, che è iniziato l'anno precedente, nel 1570, e si concluderà in maniera cruenta. I veneziani si arrendono, no, professor Casen? È una vicenda un po'
un po' particolare, no? No, ma Famagosta arriva parecchio dopo, insomma, ecco, siamo ai tempi di Francesco Morosini, e quindi con vabbè, comunque Comunque è uno dei motivi che fa sottolineare la capacità dei veneziani, perché assieme a queste nuove, diciamo, navi che portano i cannoni, va bene, sul lato, che è una cosa molto importante, e sono le prime corazzate, diciamo, sono le prime navi che portano cannoni, e i turchi non se l'aspettavano, tolgono anche i rostri dalle navi. Cioè i rostri delle navi della Lega vengono tolti perché le navi veneziane siano più manovriere, quindi erano molto più agili improvvisamente dei turchi. Nel vecchio sistema di attacco delle navi di combattimento navale il rostro era fondamentale perché si puntava sul fianco della nave per riuscire a sfondarlo. Ormai era superato questo con la tecnica dei cannoni e navi molto manovriere. La facilità dei veneziani superò quella la capacità mentre il turco continuava con il rostro perché era forte negli arrembaggi, cioè il corpo a corpo nelle toglie delle navi. Ma c'era un sistema anche diverso di manovra della nave, perché attenzione, erano navi che venivano manovrate a remi, quindi veniva istruito il personale come manovrare la nave senza rostro, mentre gli altri erano ancora in una fase precedente, quindi non riuscivano a far fronte alla battaglia con la stessa efficacia che avevano, pur avendo più navi della Lega veneziana. Su questo punto mi deve ricordare la morte di Agostino Barbarigo, comandante della armata nostra sul lato sinistro della flotta. È una cosa straordinaria. Certo. Andiamo avanti? Sì, andiamo avanti. Volevo far intervenire anche Busato. Allora, noi dicevamo una battaglia che ha cambiato la storia dell'Europa. Perché ha cambiato la storia dell'Europa? Beh, ha cambiato perché Venezia seppe innanzitutto sconfiggere, tamponare i turchi e in quel momento interpretare come dire, un ruolo di responsabilità che oggi diremo a livello geopolitico mondiale. A me piace immensamente ascoltare il professor Cacciavillani, il professor Casen, quando ci insegnano quella storia che purtroppo non ci viene insegnata a scuola, ricordo, perché questa dovrebbe essere la nostra storia, il nostro orgoglio, dovrebbe essere dovrebbero essere le pagine che vengono insegnate ai ragazzi veneti, che invece poi scoprono come me in tarda età o comunque quasi per caso, perché partecipano a dei convegni o partecipano a delle situazioni. Quello che a me piace sottolineare è proprio questo, il ruolo assolutamente moderno e di presenza negli eventi geopolitici dell'epoca che Venezia sapeva interpretare. È stato un ruolo decisivo per l'intera Europa, per l'intero mondo, chiamiamolo occidentale come si direbbe oggi, e in un qualche modo io credo tra l'altro che se c'è una vocazione che porta avanti il Veneto, Venezia, è proprio questo ruolo strategico che ha nei flussi, nelle vie di comunicazione, negli scenari, come allora c'era il Mediterraneo che in un qualche modo era lo scenario da cui poi emergevano gli equilibri. Oggi direi che magari ci sono quello che io chiamo il nuovo piano Marshall, le nuove vie della seta con i corridoi internazionali che sono in costruzione, in pianificazione, che partono dall'Asia e che intendono unire il continente asiatico al continente europeo e che vedono proprio Venezia e il Veneto recitare un nuovo ruolo strategico, logistico, di assoluto rilievo geopolitico e a mio parere questo sarà anche il fattore fondamentale che porterà all'esigenza e anche all'ottenimento dell'indipendenza del Veneto, per un motivo molto semplice: è così alta la partita in gioco che nessuno al mondo vorrà
assolutamente che questa partita non sia gestita tutelando gli interessi così importanti che in questa terra risiedono, e a questo punto diventa una partita che sicuramente lo Stato italiano non è più in grado di svolgere, e allora toccherà finalmente a noi veneti nuovamente recitarla come fecero i nostri antenati all'epoca. De Biasi, cosa possiamo dire? Allora, intanto, questo è un argomento che poi toccheremo più avanti, ma su quello che è stato il ruolo, soprattutto anche di Venezia. Diciamo che la Serenissima a quell'epoca rappresentava, facendo un paragone, quello che oggi rappresenta la Germania per l'Europa, nel senso che il peso e l'incisività che ha avuto nella Lega, mettendo a disposizione quella che era l'arma vincente, non solo, ma la flotta, che vinse con la flotta, tant'è che poi mi pare che da quel che ho letto e ho letto insomma, i genovesi fecero anche delle manovre sbagliate e che invece poi furono riparate dai veneziani. Tenuto presente, per gli aspetti che possono essere di attualità, occorre sempre contestualizzare qual era il territorio occupato dalla Repubblica Serenissima dell'epoca, che certamente non coincide con l'attuale territorio del Veneto, magari, ma allora il ragionamento dovrebbe spostarsi in un tutt'altro telaio di assetto istituzionale. All'epoca noi arrivavamo con tutta la costa dalmata giù fino perché nasce questa battaglia? Nasce perché l'impero ottomano voleva occupare Cipro. Arrivavamo all'Adda, quindi noi dobbiamo, quando si parla di Repubblica Serenissima, dobbiamo tenere presente qual era anche, il fulcro era Venezia, ma Venezia comandava l'Adriatico, quindi l'Adriatico e le terre che si affacciavano sull'Adriatico, da una parte e dall'altra. Si è chiamato dopo Adriatico, allora si chiamava Golfo di Venezia, esatto, non a caso. Quindi da questo punto di vista bisogna però contestuare quel periodo a livello planetario, perché in effetti diventa più importante e l'impero turco si muove e diventa più aggressivo? Perché l'economia si è spostata da un'altra parte. L'economia si è spostata verso il nuovo mondo, intanto ormai abbiamo scoperto che invece di passare attraverso i turchi, quindi i turchi erano i doganieri di tutte le merci che venivano dall'Oriente e quindi erano ricchissimi. Questo viene interrotto naturalmente quando si scopre che si può andare a buscare l'Oriente per l'Occidente, no? E quindi il buon Cristoforo Colombo va in America e scoprono che lì non solo è ricca di oro, ma è ricca di spezie, è ricca, la ricchezza che noi sottovalutiamo, perché fecero abbassare il costo del pepe, che erano le spezie famose, perché portarono il peperone, no? E così tanti altri alimenti e tutto il resto, eccetera, ma soprattutto l'oro, la quantità di oro che era mostruosa. Qui c'è un'implosione dell'economia, perché l'impero turco non ha più la capacità di filtrare tutte queste merci che vengono dall'Occidente e dall'Occidente vanno in Oriente. Per esempio c'erano merci che partivano dalla Lettonia e arrivavano fino in Cina, l'ambra. Erano i veneziani che la trasportavano e commerciavano con la seta che veniva dalla Cina, ma passava tutto attraverso l'impero. L'impero non ha più questa capacità, quindi allora cerca di andare a casa degli altri a portare via, come normalmente si fanno le guerre. Ecco, in questo contesto, ma teniamo presente un'altra cosa, per dare l'importanza di Venezia, la Lega di Cambrai, cioè troviamo più o meno 60 anni prima, tutta Europa, la Spagna, la Francia, l'Inghilterra, tutta Europa, il Papa compreso, contro Venezia.
e Venezia alla fine, alla lunga, riesce a vincere. Non per conquistare Venezia, per distruggere Venezia. Ma perché doveva distruggere Venezia? Perché Venezia era il centro economico dell'Europa. C'era più oro a Venezia in quel momento che in tutto il resto d'Europa. Ma perché era ricca Venezia? Perché era una repubblica. Tutto il resto, invece, Venezia se faceva una guerra la faceva paischei, non per il territorio, e conquistava il territorio, lo conquistava comprando. Gli imperatori tipo Carlo V, no? Che sembra che fosse un grande condottiero, in realtà a quel che ho letto alcuni libri dicono che fosse più scemo che intelligente, ma comprava le guerre. Mi ha perso parecchio. Ha perso, no? I veneziani non facevano queste cose. I veneziani volevano commerciare. D'altro canto Marco Polo arriva in Cina e con lui porta due frati, perché vuol portare anche la religione cristiana in Cina, e i frati tornano indietro perché stanno a discutere con tutti: io ho la religione buona e tutto il resto. Marco Polo e suo padre e suo zio sono commercianti, l'importante è passare, fare business e andiamo avanti. No, non si fermavano nel conflitto. Per un commerciante il conflitto è un danno. Certo. Ecco, questa è Venezia. Poi, per carità, l'ho minimizzata, Venezia è la fine del mondo, il diritto, l'economia. La prima borsa in Europa non è ad Amsterdam, è a Venezia. Il garante della borsa a Venezia è il Doge, che non aveva nessun potere, era il garante che gestiva la Repubblica, e poi c'era tutta una serie di... lascio la parola. Sì, adesso arriviamo anche ma volevo fare intervenire anche Mandolini, che deve ancora, ho visto che scriveva. Allora, diciamo, la parte del leone la fa Ivone Cacciavillani, ma è proprio lui che mi riferisco alla ricerca che ha fatto, che non è un'opera indifferente. E arrivo a questo concetto, che senza memoria non c'è nessuna identità. E l'identità è fondamentale nella determinazione di un popolo o di una società che si riconosce nelle proprie origini. Lepanto è una pagina gloriosa della storia veneta, ma non è solo della storia veneta, è dell'Europa e dell'Occidente. Il fatto che non venga celebrata e non gli sia data la giusta importanza significa ancora questo che avevamo detto prima, cioè quando uno Stato che vince, che si prende tutto di quel popolo, si prende anche le soddisfazioni, la gioia, quella che è la propria storia. Io mi ricordo che quando andavo alle elementari si celebrava l'11 febbraio i patti lateranensi. Ma cosa sono i patti lateranensi nel confronto di un'operazione come quella di Lepanto? Però adesso, crescendo, capisci queste cose, capisci che ti hanno insegnato delle cose che sono sbagliate e nasce un orgoglio di rivalsa che io voglio trasmettere. E le sento che le nuove generazioni lo capiscono. I giovani di oggi amano parlare il veneto, anche se si va col tablet, anche se si va con questo, sentono questa soddisfazione. Ma non è solo un discorso veneto, è proprio un discorso di cultura. Comunque mi fermo e la parola a Leone con le canonate, perché Cacciavillani qui sta scalpitando per passare alle canonate. Allora iniziamo con una cartina geografica che ci mostra quello che ho visto vediamo, ma ci dovrebbe essere una cartina geografica che ci mostra innanzitutto qual è stato il percorso che hanno fatto le due flotte per arrivare a Lepanto, che ricordiamo si trova nel porto di nel golfo di Patrasso, praticamente quello di Patrasso oggi, come vediamo nelle linee blu sono le navi cristiane e il percorso delle navi turche lo vediamo dall'allora Bisanzio, dalle coste del Nord Africa, che era, come si diceva prima, impero ottomano. Allora, e veniamo al conflitto. Allora, vediamo come erano disposte le navi. Adesso Cacciavillani adesso ci mostra com'è la disposizione. Eccole qua, guardi. In blu ci sono le navi cristiane. No, le può vedere anche qua nel monitor davanti a lei. Ci sono le 6 galeazze. Le 6 galeazze, no? Giusto? Insomma, praticamente erano in linea perché erano
bordo proprio le due linee con le galeazzi in mezzo. C'è una discussione molto accesa sull'inizio della battaglia. Io sono convinto da tutte le ricerche che ho fatto, intanto è certo che il primo colpo di cannone è turco, cioè l'inizio del fuoco è da parte turca. Il Venier, noi veneziani avevamo 106 navi da combattimento, e il comandato da Sebastiano Venier, che ha issato, dopo il primo colpo di cannone turco, ha issato la bandiera di combattimento, che è esattamente, sia opportuno o no, la bandiera di oggi con San Marco in fondo cremisi, perché la bandiera ufficiale era il San Marco in fondo bianco. In fondo cremisi voleva dire fuoco a volontà, cioè a un certo punto si aprono ostilità. E noi eravamo sul fianco sinistro, in centro c'era la flotta spagnola, e sulla destra la flotta genovese. Lo vediamo qui nelle imbarcazioni blu in basso sullo schermo. A un certo punto, dopo il primo colpo di cannone, la flotta cristiana è rimasta ferma in linea. La flotta turca si è avanzata a tutto remo, proprio con gli schiavi cristiani, 25.000 schiavi cristiani al remo delle navi turche, sotto la frusta, per avvicinarsi al massimo, perché i cannoni erano soltanto a prua, e quindi praticamente bisognava, i veneziani fermi immobili. Quando le navi turche, è sbagliata quella posizione, le 6 galeazze erano tutti in fila, quando le navi turche si sono inserite in mezzo, hanno aperto il fuoco di lato e hanno praticamente ucciso tutti gli schiavi cristiani e fermate le navi turche, perché il motore si era fermato. Questa è stata la grande novità. A quel punto l'armata cristiana si è messa in moto per andare contro le navi turche, che sostanzialmente erano ferme, non avevano più propulsione, e qua è stato veramente un macello spaventoso, con le artiglierie veneziane che hanno fatto un episodio straordinario. Ogni volta che vado a presentare la battaglia di Lepanto finisce che mi commuovo, perché i vecchi si commuovono con una certa facilità. Il comandante del reparto veneziano era Agostino Barbario, per noi veneziani particolarmente chiaro, perché era il nonno di San Gregorio, quello che sarebbe stato San Gregorio Barbario, vescovo di Padova. E tenevano la linea con precisione, soltanto che purtroppo noi veneziani, era la baia di Lepanto 60 anni prima, ma non avevano fatto i soldati, e le carte nautiche non erano tanto certe, per cui stavano discosti dalla riva per paura di trovare di arenarsi. Una fila di feluche turche, delle navi leggere, si sono infilate tra il fianco dell'armata cristiana e la costa, e loro lo conoscevano perfettamente i fondali, per prendere alle spalle la flotta cristiana. A un certo punto il Barbario si è accorto e ha dovuto, siccome avevano soltanto i cannoni di prua, ha dovuto fare una conversione di 90 gradi per poter fermare quelli che sul fianco venivano avanti. E questa è stata una cosa terribile. Io non so, sarà che ha dovuto dare i comandi, perché la radio non funzionava proprio, i comandi alla voce.
ed era estremamente delicata perché avevamo parecchi triremi e con remi enormemente lunghi, quindi bisognava che le navi si spostassero in simultanea per non venire a contatto con i remi. Se avessero rotto i remi non potevano muoversi più, quindi avanti T, no, ferma, insomma ha dovuto calarsi lo scudo per dare i comandi alla voce, e ha preso una freccia turca sull'occhio destro. Signori, il protocollo era di cavare la freccia per facilitare la emorragia, perché ormai era morto, insomma non ce ne parla più. E qui secondo me Lepanto è tutto su questo gesto, dice, no perché moro prima, si è fatto legare all'albero, maestro, e ha continuato a dare gli ordini, va avanti T, ferma, finché è morto legato all'albero, ma ci rendiamo conto, questo ha continuato a combattere, che sarebbe morto, comunque a dare gli ordini, aveva quella mezz'ora, che è riuscito nella mezz'ora a fare in modo da neutralizzare la immissione turca e praticamente distruggere le Feluche. Questo è stato veramente il gesto che in contemporanea al centro hanno preso la nave ammiraglia turca, decapitato il comandante Pascià e issato la testa sulla punta di una lancia, certo. E anche quello è stato un po' il simbolo che ha fatto afflosciare la flotta turca. Ma comunque ecco, il discorso di Agostino Barbario è una cosa emblematica. L'emblema dopo un'ultima cosa e poi un'ultima cosa di Montagnana. Sì, ce l'abbiamo. Intanto che la regia lo prepara, abbiamo una telefonata, c'è una signora che è in attesa, la signora Marina, che è da un po' che è in attesa. Adesso mettiamo l'affresco di Montagnana. E intanto che la regia lo prepara, salutiamo la signora Marina. Buonasera signora Marina, lei chiama da dove? Da Venezia. Prego. Io volevo intanto ringraziarvi per la bellissima trasmissione sulla battaglia di Lepanto, e penso anch'io che veramente ha salvato la civiltà occidentale, e appunto l'Occidente dovrebbe essere per sempre grato per questa Venezia. E penso anche quanto è commovente vedere per esempio in campo Santa Maria Formosa la piccola lapide sulla casa natale di Sebastiano Venier, che dice questa è la casa di Sebastiano Venier, vincitore di Lepanto, e pensare quanto l'Occidente deve anche a quest'uomo, a questo condottiero geniale. Benissimo, c'era qualcos'altro? C'era qualcosa che voleva chiedere? No, stavo ascoltando con molto interesse. Benissimo, grazie allora, grazie del suo intervento, e adesso proseguiamo. Allora vediamo se la regia ha trovato, eccolo qua. Purtroppo questo non è molto nitido nelle foto, chiaro, purtroppo. Allora questo è il più grande telero della battaglia di Lepanto. Sono 8 metri per 10 sul fianco sinistro del Duomo di Montagnana entrando, ed è, a detta di coloro che se ne intendono, è la più fedele rappresentazione, diciamo, pittorica della battaglia di Lepanto, perché c'erano 24 galeotti montagnanesi alla Remo che hanno vinto e quindi hanno partecipato alla battaglia, e hanno dato al pittore tutti gli estremi precisi, per cui diciamo è un quadro fotografia per quanto possibile. Sul lato deve segnarlo, ecco, lassù in alto ci sono quelle puntine, non so, ecco, che barchette là, ecco, sotto è scritto, c'è la scritta che non si legge purtroppo, genovesi in fuga. È terribile ed è veramente deviso dei galeotti che erano al Remo del Nord, quindi veramente una testimonianza diretta, perché il Gian Andrea Doria aveva 24 navi, era comandante della flotta turca, ma aveva 24 navi di proprietà personale, i Doria, grandi armatori genovesi e via. Insomma, signori, giocare le proprie navi, insomma, abbiate pazienza, vabbè. E a un certo punto
all'inizio, quando la flotta turca si stava avvicinando e la flotta cristiana stava ferma, c'è un punto fondamentale che risale alla mattina del 6, perché la sera del 5 hanno fatto il consiglio di guerra e quindi il 7 sarebbe stato il grande confronto. Ma il Venier ha detto no, un attimo, mi riservo di darvi il via, tutto a posto, mi riservo di darvi il via. Questo è un fatto straordinario, signori. Vabbè, questa è la venezianità pura. A un certo punto ha convocato i capiciurma, i comandanti, i responsabili dei galeotti nella flotta veneziana, nessun rematore schiavo, tutti d'ingaggio, assolutamente tutti d'ingaggio. Ha convocato i capiciurma per vedere se, cito testualmente, se i rematori erano in assere, in buone assere, in dialetto veneto, vuol dire insomma in forze, con una capacità, insomma ci tenevano, erano pronti, motivati. Ha avuto l'assicurazione che lo erano, e per telegramma ha dato il benestare sull'esecuzione del piano che avevano fatto il 5 sera. Quindi praticamente gli artefici, primi o ultimi, chiamateli come volete, sono stati veramente i rematori, la ciurma che era in assere e quindi poteva fare la guerra. Cosa sarebbe successo se non fosse stato in assere non lo so, la storia non lo dice certo, però ecco, questa partecipazione viva, diretta, condizionante dei rematori. Comunque, ripeto, a un certo punto il Doria se ne sta andando, vede che le cose si mettono bene e torna in pieno combattimento, insomma, e partecipa anche lui. C'è un fatto, lo ricordavo prima, c'è un fatto diciamo curioso, significativo, diciamo curioso. A un certo punto è cominciata sulle 10. Il macello terribile è dalle 11 a mezzogiorno. Io nel mio libro ho fatto tutta la cronistoria, il cronigramma, l'organigramma delle varie fasi. Quindi praticamente alle 3 era finito tutto, insomma, erano degli scontri feroci. Oddio, il discorso che si faceva prima senza nessun riferimento. Toccava, questa era la prassi, che i naufragi delle navi che andavano a fondi venivano finiti con le frecce insomma, signori, la Convenzione di Ginevra non c'era ancora, e quindi praticamente bisognava, quindi figurarsi, passa alla storia come forse la più sanguinosa battaglia navale della storia, perché sono dai 40 ai 50.000 morti, 20-25.000 di schiavi cristiani, che erano tutti schiavi che erano imbarcati sulle navi turche. Insomma, a un certo punto una cosa veramente terribile. Sulle 4 e mezza, tra l'altro, una cosa che dovremmo tornare prima, è stato il Venier, su ordine del Senato, a imporre la battaglia ai primi di ottobre, perché la stagione era già avanti. Prima avete se la sono presa comoda per arrivare a Messina, dove c'era il raduno, ci ha messo 5 mesi. C'era qualcuno che giocava certo, che tirava dall'altra parte, che tirava in lungo, quindi si diceva bene, insomma, ormai siamo avanti con la stagione, rimandiamolo alla primavera. È stato il Senato del nostro Signore, siamo là e la battaglia viene fatta. Per la determinazione dell'idea, la battaglia è stata una ordine del Senato veneziano. Comunque, ecco, arriva sulle 4 in cui si danno appuntamento nella nave ammiraglio del Doria, bellissima nave, per carità. A un certo punto
il Don Giovanni d'Austria comandante in capo, ma quanto bella sta nave, ma quanto bella, ma proprio bella, non ha un graffio. Aveva partecipato a una battaglia terribile, non ha un graffio, non ha preso un colpo di cannone, proprio intatta, perfetta. Ecco, la dice tutta con il telero di Montagnana Genovesi che si sono... ecco, il Doria ha salvato le sue navi. Se mi fai parlare dopo, dovrei parlare della pace nefanda. Certo, adesso parliamo della pace nefanda, come dice il titolo, la battaglia di Lepanto, una vittoria veneziana. Adesso dobbiamo andare un attimo in pubblicità e poi appena rientriamo parliamo della pace nefanda.